Buona giornata a tutti, mi va vago diretto a quelli dell'OMS che se vieni fuori che sordio qua scoperta che mangiare carne rossa te muori. Ma da farmi mettere in culo, voglio dire. Ma se è logico, tutti eccessi fa male. Ma so anche a me che se magno brasoia tutti i dì me va sul colesterolo. Ma anche se un gotto di vino rosso a toia fa bene, se te che ne bevi 3 litri al dì ti viene fuori acidosi. Ma mi voglio dire, magari fatto anche di studi questi per sparare una cagata del genere, ma dove sei chi c'ha pa laurea su giostra KNE qua a San Martino piove chi c'ha pa qua io c'ha pa laurea indovinando a baetta dentro ai cosi quei pissi rossi, io c'ha pa laurea tirando i cerchi e ciappando i premi ai fieri in giro pel mondo, ma è inutile che vuoi tanto dire, ma so via perché tira fuori sta cagata della carne. Adesso è un discorso del mercato, perché adesso in tutto il mondo si è diffusa sta roba dei vegani, capito? Qui là che mangia niente, ecco che mangia niente, e qui che magari fa fare anche a dieta vegana a un bambino che ha bisogno di tutto, che se li da cavare il fiore, perché i vegani, secondo me, se come una seta si sente che ha dei disturbi, ecco là. E ora mi volevo dire sta roba qua, su tutti i libri di merceologia o che riguarda dieta, è scritto che la dieta deve essere variata e un po' di tutto, perché l'uomo non è un cavaron, capio, che mangia erba, drivi fossi, l'uomo mangia di tutto, che serve tutto per stare in piedi. E ora stava a casa qua dell'OMS, le sue detà dai lobby che vuoi lanciare un'industria per prodotti vegani e vegetariani. E a Sofia, com'è sto? Ma vi domandai mai, mi piace le bestie, ma vi domandai mai perché per te i giornali ultimamente fa sempre vedere can e gatti, e il can che parla, il can che tacca è lavatrice, e il can che se buon fare parole conciate, e il cagna che se manco cagna de tomare, de ti che te fai i servizi, ecco vi domandai, perché? Ma vi guardate in giro, ma quanti supermercati se che ha aperto, quanti centri commerciali che hanno negozi sopra gli animali, e ora, mi casa mia che sempre vu can, che abbiamo sempre visto bene che se mai manca niente, ma era can, perché c'è un limite a tutto. Ecco, questo è il fatto, che spesso noi altri perdiamo il limite, il senso della misura, c'è un limite a tutto, una brasoia fa bene, ma brasoia tutti di no, un gotto di vino fa bene, ma bere 3 litri di vino al di no, e un can e un gatto bisogna che bene, ma quando te lo metti a toia a mangiare o te porti in giro qua, non è un tosetto, è sempre una bestia. E ora bisogna che torniamo tutti coi piedi per terra e capire insomma dove che è il senso della misura, perché se no siamo 4 silocai. E ora concludo dicendo a qui OMS, Organizzazione Mondiale Sanità, e a so inutile che guardai così perché so che ste scoperte qua che sono lesale anche dedria scatole di dati che compri sul mercato, i puoi anche sparagnarsi, e che anche essendo, cioè in Veneto dovresti essere morti tutti, il Veneto è una regione dove che si mangiava fino a pochi decenni fa, anche Recce, anche a Coa del Porseo, dove ecco di bei gotti del vin, e a Graspa i veneti dovrebbero essere morti tutti. E ora mi domando, ecco, Associazione Mondiale Sanità, che studi i veneti, perché a questo punto qua, secondo le scoperte, o noi altri siamo tutti di Eilandro, siamo mortai, o rispara dei gran cagate. Io massa da ridere, buona giornata a tutti.